Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo come un maestro sia riuscito a battere un gran maestro, in particolare un maestro che era un attimino al di sotto del suo punteggio 2138 contro un gran maestro di Elo 2780. Il maestro si chiamava Cesar e il gran maestro, forse lo conoscete, un certo Bobby Fischer. Quindi abbiamo circa 600 punti di scarto. Voi sapete che 600 punti Elo sono un'infinità. Bobby Fischer ha perso. Quando è stata giocata questa partita? Nel 1960 alle Olimpiadi di scacchi che si sono tenute a Lipsia, e Bobby Fischer ha perso questa partita. Col bianco appunto abbiamo Fischer e col nero il maestro. Andiamo subito quindi a vedere le mosse che hanno caratterizzato questa partita. Allora, E4, C5, difesa siciliana, cavallo F3, D6, D4, C per D4, cavallo per D4, cavallo F6. Qui siamo all'interno della teoria, quindi c'è ben poco da dire. G6, alfiere E3, alfiere G7, F3, Marocco, qui tutta teoria, D2, cavallo C6, alfiere C4, A6. Qui si toglie l'alfiere, questo alla fine è un alfiere sospeso al momento, e lo si mette in B3, anche perché a seguito di un arrocco lungo questo alfiere rende più compatta la posizione e allo stesso tempo difende anche il punto in B2. Quindi segue appunto alfiere B3, donna 5, arrocco lungo, alfiere D7, e anche diciamo che il nero ha completato lo sviluppo. Ora ci sarebbe da piazzare le torri, insomma, sulle colonne apposite. Re B1, tutte le volte in cui c'è un arrocco lungo, questa è quasi una mossa, diciamo, di routine, quella di spostare il re al centro dei tre pedoni. Anche qui sempre per rendere più compatta la posizione e riuscire anche appunto a difendere questi pedoni che normalmente nell'arrocco lungo il re non riesce a difendere. Torre in Ava in C8, la torre inizia a attaccare a raggi X. Ecco, nella difesa siciliana il sacrificio di torre sul punto C3 è un tema ricorrente, quindi il bianco se lo aspetta. E adesso, come nelle migliori delle partite, c'è un vero assalto contro il re, cioè il bianco a questo punto cercherà di spingere i propri pedoni contro il re avversario. La stessa cosa cercherà di fare il nero, organizzerà le sue forze per cercare subito di andare a attaccare l'arrocco del bianco. È il turno appunto del bianco, G4 e cavallo 5. Cavallo 5 chiaramente crea pressione su questo pedone e libera intanto l'attacco della torre su C3. A questo punto c'è una mossa che è alfiere H6. Qui c'era una mossa un attimino più forte che è cavallo D5. Cavallo D5 seguirebbe il cambio delle donne, però prima c'è una bellissima mossa intermedia che è cavallo per E7, il re è costretto a spostarsi e il bianco è in vantaggio. Questa mossa però è sfuggita, torniamo indietro, quindi G4, cavallo D5, e adesso Fischer gioca alfiere H6. Questa mossa in cui si forma questa batteria di donna e alfiere, e anche questa è una mossa frequente che serve appunto a sfianchettare, si dice, l'arrocco avversario, ad eliminare. Però bisogna stare molto attenti. Questa mossa a volte va giocata, a volte non va giocata. Chiaramente, come negli scacchi, tutto dipende sempre dalla posizione. Andiamo avanti. È il turno del nero che gioca a cavallo C4. Questa mossa comprime i pezzi del bianco e qui non c'è molto da fare. Il bianco è costretto a catturare e catturare. Adesso il nero potrà raddoppiare le torri
sulla colonna C e l'attacco inizia ad essere molto interessante. Chiaramente dopo un'eventuale ritirata del cavallo in qualsiasi posizione ci sarà anche un attacco dell'alfiere su C3 o su B2, dipende poi da come si evolverà la situazione. Andiamo avanti. Qui il bianco a un certo punto giustamente gioca a cavallo B3, rafforziamo la situazione, ritiriamo il cavallo che allo stesso tempo attacca la donna e controlla un pochettino di case importanti. La donna va in E5 creando una sottilissima batteria di alfiere e donna per un potenziale matto in B2. Qui il bianco gioca H4. Sarebbe stato meglio, dice il programma, dice il motore scacchistico che ho utilizzato per analizzare questa partita, cambiare l'alfiere. Questo alfiere è troppo forte, avete visto che tipo di minaccia c'è il matto su B2, molto raggi X, quindi è importantissimo prima eliminare questo alfiere. Una volta che ho eliminato questo c'è G5, il cavallo va in H5 e a questo punto il bianco diciamo che può respirare un pochettino, però anche qui H5 scusate, H4 non sembra una mossa così sbagliata, tra l'altro c'erano prima gli alfieri. Ok, abbiamo detto donna E5, H4, questa è la posizione. È il turno ancora del nero. Dopo H4 cosa può giocare il nero? Guardiamo un attimino la partita. Qui ci verrebbe spontaneo raddoppiare le torri ed è proprio quello che viene giocato in partita. Alfiere F4. Questa è stata una piccolissima imprecisione, perché qui il bianco ha avuto ancora una volta la possibilità di cambiare gli alfieri, ma ha voluto giocare F4. La donna chiaramente non è intrappolata, può spostarsi, può andare in E6. Adesso H5 va bene, è partito ufficialmente l'assalto. H5 e il nero gioca B5. Pedone per G6, F per G6, alfiere H6, cercando nuovamente di cambiare gli alfieri, ma qui c'è questa ritirata interessante in H8. Attenzione che tornando indietro di qualche mossa, ecco, nel momento in cui il nero diciamo gioca questo cambio alleggerisce un po' la tensione e a questo punto il programma mi dà estrema parità, cioè 0 0 0 0. Qui i due schieramenti sono pari. Se prima il bianco aveva un briciolo di vantaggio, adesso sono annullati. Abbiamo detto alfiere H6, alfiere H8. Il momento di andare avanti. Qui c'è una mossa errata, qui c'è una svista di Fischer. Fischer gioca E5. Proviamo a vedere un po' quali sono le cose, le caratteristiche che stavano dietro a questa mossa. Chiaramente se pedone per E5, qui abbiamo G5 e chiaramente se spostiamo il cavallo in qualsiasi situazione guadagniamo un pezzo. Quindi il cavallo non si può spostare, il nero sarebbe costretto a spingere in B4. Ora G per F6, pedone per C3, donna per D7, donna per D7, torre per D7. Il bianco tutto sommato non sta affatto male. Questa era la linea che aveva visto Fischer, ma il nero vede qualcosa di meglio. Non cattura il pedone, ma gioca immediatamente questa spinta che è estremamente dannosa. Ora pedone per F6, pedone per C3, la donna è costretta a spostarsi, si sposta in H2 creando una minaccia molto importante. Donna per F6 e ancora questa batteria si fa minacciosa. In realtà ora lo è un po' meno perché c'è questo pedone
che nel momento in cui andrà a cambiarsi con questo pedone creerà una sorta di scudo. Anche questa è una mossa che spesso si fa fare, cioè io mi lascio catturare il pedone dal pedone avversario, così il mio re è in una sorta di scudo creato proprio dal pedone avversario. È una mossa difensiva interessante. Adesso è il turno sempre del bianco, alfiere G5. Chiaramente non possiamo catturare l'alfiere perché abbiamo questo tipo di mossa che porta chiaramente alla distruzione, eccetera eccetera. Quindi il bianco chiaramente non ha bocca, gioca donna in F7. Andiamo avanti, donna E2, pedone per B2. Come dicevamo, il bianco si è lasciato catturare il pedone e ora, diciamo, non dico che il bianco sta in una botte di ferro, anche perché questo pedone è fortemente attaccato. Donna per E7. Qui segue il cambio di donne e torre per C2, la torre è entrata ufficialmente in settima, torre per D6, alfiere in A4. Qui il nero cerca di eliminare un po' tutti i pezzi anche difensori dell'arrocco. Alfiere G5, torre F2, e qui bisogna fare un po' attenzione perché, per esempio, come mossa difensiva qui Fischer gioca alfiere 3 e quindi la torre cattura il pedone. Perché come mossa difensiva non si è potuto giocare F4? Avrebbe difeso l'alfiere, avrebbe difeso il pedone. Purtroppo ci sarebbe alfiere C6. Non solo alfiere C6 minaccia la torre, che questo è il minimo, ma minaccia l'entrata, questo scacco fortissimo che il bianco deve assolutamente parare, altrimenti si perde la partita. Di conseguenza Fischer gioca alfiere 3, chiaramente c'è ben poco da fare. Torre per F3, l'alfiere si deve spostare, alfiere per B3, pedone per B3, e ora il nero semplicemente cambia tutto e si ritrova chiaramente in vantaggio. La partita è andata avanti di qualche mossa, torre in D2, torre in C va in B8, torre D7 andando a creare una minaccia di questo tipo, e segue torre A3. E qui a questo punto Fischer abbandona la partita perché c'è ben poco da fare. Presto, con un buon gioco, il pedone, uno dei due pedoni, arriverà a promozione e non ci sarà modo per difendersi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Questa è stata una partita che ho conosciuto da poco, che ho scovato da poco, mi sembrava interessante condividere con voi per far vedere che anche i geni, i grandi maestri, a volte commettono quelle piccole imprecisioni che poi costano loro la partita. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!